Bellissimo colpo d'occhio, perché vedere tanti ragazzi qui vuol dire che intanto che c'è speranza, che c'è la sconfitta della rassegnazione. Il colpo d'occhio orribile sarebbe stato vedere sale vuote, immaginando ragazzi chiusi nelle proprie case, sperare poco e rassegnarsi molto. Invece qua c'è energia, c'è desiderio, non dobbiamo tradire naturalmente questa speranza, ma devo dire che l'assessorato al lavoro e l'agenzia al lavoro hanno lavorato benissimo. Ho visto davvero grande energia, grande capacità di dialogare tra i ragazzi e le imprese, che è la cosa fondamentale. Magari questa volta molti ragazzi e ragazze non troveranno l'opportunità di avere un colloquio o un'offerta di lavoro, ma avranno imparato per esempio che bisogna investire bene sulle competenze, avranno scoperto cosa gli manca e sono sicuro che a quel punto sapranno quale investimento fare per far sì che la prossima volta, tra qualche mese o tra un anno, ciò che manca oggi ci sarà domani, quindi avranno acquisito la cosa giusta, il modo giusto di porsi, la competenza che oggi non avevano acquisito. Noi siamo qua esattamente perché tutti capiscano cosa serve e possibilmente anche per dargli una mano a ottenerla nella misura in cui non sia disponibile oggi. Ecco, questo è il percorso, non ci sono ricette magiche, bisogna che i giovani facciano gli investimenti giusti, dove gli investimenti giusti sono quelli che sono più premiati nel mercato del lavoro. Oggi è una giornata fantastica da questo punto di vista. Ma credo che sia una bella iniziativa e di queste iniziative vanno diffuse in tutta la regione perché ha due caratteristiche positive. La prima è quella di offrire un servizio concreto, non diciamo solo delle chiacchiere, un servizio concreto in cui i giovani possono incontrare delle aziende, verificare se il loro curriculum, le loro capacità interessano effettivamente a qualcuno. E il secondo, questo clima di fiducia, di investimento sul futuro che si respira, che è altrettanto fondamentale. Servono le competenze, ma serve anche la fiducia per il futuro e bisogna che occasioni come queste, le istituzioni sappiano investire su questo capitale, diciamo, che magari non entra nei bilanci ma è decisivo per ritornare a crescere.